Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è deceduto ieri nel carcere di Opera a Milano Nitto Santapaola, storico capo di Cosa Nostra Etnea, aveva 87 anni. Nel frattempo la procura ha disposto l'autopsia. Furia in strada a Catania, un 28enne ai domiciliari in presunta crisi di astinenza da droga avrebbe spaccato la porta della vicina terrorizzandola e poi si sarebbe scagliato contro i poliziotti intervenuti sul posto prendendoli a calci. Bloccato dopo momenti di tensione, per lui scattano le manette. Fiamme all'alba a Palermo, un rogo ha distrutto 4 furgoni in un parcheggio di via Antonio Saetta. L'attività appartiene a un commerciante che lo scorso anno aveva denunciato i suoi estorsori dopo minacce e aggressioni, un precedente che ora pesa nelle valutazioni degli investigatori, mentre non si esclude la pista dolosa. Salvati 103 migranti, tra cui 28 minorenni a Pozzallo, soccorsi a circa 100 miglia dalla costa a bordo di un barchino di legno. Attualmente sono stati trasferiti all'hotspot sotto il coordinamento della prefettura. E in chiusura stretta sulla sicurezza a Messina, nel primo bimestre dell'anno il questore ha firmato ben 49 provvedimenti, un pacchetto di misure per rafforzare il controllo del territorio e per prevenire nuove condotte violente. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.